regionale chiedono una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata. Zaia, nessuna opposizione disposta ad andare al vedo ovunque. Domani l'audizione in Consiglio sul caso test rapidi. Intanto la campagna vaccinale va avanti. Ieri somministrate 37.000 dosi, la capacità è di 50.000 al giorno. Nuovo appello di Zaia agli over 60. Prenotatevi se avanzano dosi, pronti a partire con gli over 50 a metà maggio. Il violento pestaggio di Conegliano, la procura apre un fascicolo. Mercoledì convocato un tavolo urgente in prefettura. Il raid sarebbe stato causato da motivi passionali, la città ancora scossa. Al Palazzetto dello Sport di Schio 15.000 persone hanno dato l'addio nel pomeriggio alla missionaria laica Nadia De Munari, uccisa il 24 aprile in Perù, il commosso abbraccio della comunità. Siamo entrati nella villetta di Freddy Sorgato, dove nel gennaio 2016 venne uccisa Isabella Novente. Il fratello della donna vi è ritornato per la prima volta dopo il dissequestro dell'immobile. Navi anche sopra le 40.000 tonnellate lungo il canale della Giudecca. I lavoratori della crocieristica chiedono di tornare subito in attività. Biancheria intima sventola in aria per protesta. Oggi ad Alonte è stato fatto brillare l'ordigno, protagonista del Bomba Day di ieri a Vicenza, un'operazione unica in Italia per il sistema utilizzato per il disinnesco. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la polemica a livello veneto tra opposizioni e maggioranza sul fronte gestione della pandemia nella seconda ondata e anche sul fronte test rapidi. Ma in questo momento a livello nazionale c'è un'altra vicenda a tenere banco ed è quella scoppiata dopo le parole durante il concerto del 1° maggio del rapper Fedez, diciamo così a favore del DDL Zan e delle coppie gay. Il sondaggio che vi presentiamo questa sera verte proprio su questo. Vi chiediamo di rispondere a questo quesito: serve una legge contro le aggressioni ai gay? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626 691. Se la vostra risposta invece è no, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché venga registrata. Anche se sentite occupato, non preoccupatevi, perché il nostro sistema avrà comunque memorizzato la vostra risposta. L'esito del sondaggio questa sera, come sempre, nel corso di Ring. Come detto, le opposizioni in Consiglio regionale hanno chiesto una commissione speciale d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Veneto durante questa seconda ondata. I partiti d'opposizione in Consiglio regionale si sono dati appuntamento in Protezione Civile, chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata del Covid. Promotore dell'iniziativa il PD regionale con la vice capogruppo Camani. Aspettiamo la firma del presidente Zaia, che confidiamo possa arrivare oggi, e in ogni caso tra oggi e domani noi la depositeremo questa richiesta e chiederemo che sia calendarizzata al prossimo Consiglio utile, cioè già settimana prossima. L'atto firmato per l'intanto da tutti i 10 consiglieri di minoranza. Nelle prossime ore dalle 12 l'audizione del presidente Luca Zaia, accompagnato dai tecnici della sanità in Consiglio regionale, per rispondere e ribattere alle domande delle opposizioni. La seduta di commissione sarà online, per cui sarà su internet, ma non sarà aperta ai giornalisti. Questo per noi è un altro tema. È fondamentale consentire ai giornalisti di accedere alla commissione di domani, perché non è pensabile che Marghera diventi il luogo della democrazia. Il luogo della democrazia in Veneto è ancora, per fortuna, il Consiglio regionale, anche se Zaia sembra essersene dimenticato. Nel mirino le mancate risposte della regione alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza a detta delle opposizioni. E noi abbiamo fatto 200 interrogazioni in questi 200 giorni e solo al 40% di queste è stata data risposta, un po' poco. Di queste 199 per l'esattezza riguardavano e riguardano tuttora i temi della sanità e della pandemia. Allora noi riteniamo che non si possano dare risposte alle domande che non sono tanto nostre, ma sono dei cittadini. E da Zaia l'ok alla commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Intanto domani Zaia sarà in audizione alla 5ª commissione sanità. Sul fronte vaccini si accelera e c'è la possibilità di anticipare agli over 50 già a metà maggio.
Non ci siamo mai rifiutati di attivare le commissioni d'inchiesta. Risponde così il presidente Zaia alla richiesta delle opposizioni. Una delegazione presente nella sala stampa della Protezione Civile al termine della conferenza stampa che si era tenuta all'esterno di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia durante la seconda ondata. Non è una sorpresa, mi sembra che è il minimo che poteva scaturire questo dibattito, no? L'importante è che si facciano però le commissioni, che si chiudano come è stato fatto per i FAS, che si chiuda con un verbale, che poi si manda alla procura. Zaia ha poi spiegato che in ogni caso non firmerà la richiesta di istituzione della commissione. Se me ne trovate una che ho firmato in 10 anni, che adesso non venga fuori Zaia non firma perché vorrebbe dire essere anche di poco di buono. Perché io non firmo neanche le interrogazioni che mi propongono i miei consiglieri o le mozioni, proprio per un fatto di rispetto nei confronti del Consiglio, ma che ci sia riserve sul fatto dell'istituzione della Commissione decisamente no. Intanto è attesa per domani l'audizione chiesta dalle opposizioni di Zaia in 5ª Commissione Sanità con i tecnici regionali sull'utilizzo dei test rapidi e a chi gli chiede se l'impiego di questa tipologia di tamponi in ospedali o RSA sia stata una scelta sanitaria o politica, Zaia replica così. Ma noi non abbiamo gli strumenti per fare una scelta su dove utilizzare i tamponi. E domani avrete la risposta da chi ha proposto queste come si può dire, queste modalità, si è confrontato, ma io capisco che voi fate fatica a dimostrare che noi abbiamo scelto tutto, però guardate, noi siamo disposti ad andare al vedo finché volete. Se ci fosse un'area di discrezionalità su una scelta del genere, se rovesciamo la visione, vorrebbe dire che noi potevamo anche, secondo voi, decidere di non fare diagnostica, di non attivare i tamponi rapidi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè che c'era il mondo intero che li utilizza e l'Italia compresa. Il dibattito c'è qui. Intanto la campagna vaccinale va avanti senza intoppi. Anche ieri sono state somministrate 37.000 dosi, portando a oltre 1.700.000 il numero di vaccinazioni finora effettuate. Siamo 12.000 dosi sopra il target fissato. Il 96,7% degli ultraottantenni e il 72,4% degli over 70 ha ricevuto almeno una dose e al momento tra i 60 e i 69 anni il 30,4% è stato vaccinato. L'appello per questa fascia d'età è di prenotarsi nelle prime date disponibili alla luce di una capacità vaccinale in Veneto di 50.000 somministrazioni giornaliere. E mentre il commissario Figliuolo fa sapere che si sta valutando se estendere AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60 anni, alla Regione Veneto non è per ora giunta alcuna comunicazione ufficiale sull'ipotesi avanzata in queste ultime ore dallo stesso Figliuolo di avviare vaccinazioni di massa alla restante popolazione una volta terminate le somministrazioni agli over 60. Siamo alla cronaca con il violento pestaggio di ieri pomeriggio a Conegliano. La procura ha aperto un fascicolo, mentre per mercoledì è stato convocato un tavolo urgente in prefettura. Indaga per lesioni aggravate la Procura della Repubblica di Treviso dopo il pestaggio di 3 giovani macedoni di 18, 19 e 24 anni ieri pomeriggio in piazza Cima a Conegliano, scatenato a quanto emerso finora dalla rivalità per una ragazza. 7 gli assalitori, anche loro di origini macedoni, alcuni dei quali minorenni. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma anche i video circolati nei social poco dopo l'azione fulminea che si è consumata in piazza di fronte agli occhi spaventati di decine di persone. È un fatto di una gravità inaudita e assoluta per una città come Conegliano, un evento assolutamente imprevedibile. Sembrerebbe infatti che assuma i contorni di una spedizione punitiva per tranquillizzare i cittadini e ovviamente verranno disposti e intensificati i controlli di sorveglianza del territorio, di vigilanza. Noi faremo un comitato mercoledì, quindi ne sapremo di più, a parte ovviamente per quello che è possibile, fermo restando le esigenze di riservatezza e eventualmente delle indagini in corso. Si cerca di capire come sia potuto succedere e quindi anche eventualmente prevedere delle azioni anche che possano finalizzate a prevenire fatti di questo genere. Non siamo abituati evidentemente in questo territorio a quelle scene, a quei fatti. Non è la prima volta che a Conegliano accadono scontri violenti tra gruppi di giovani o aggressioni con conseguenze gravissime. Nel luglio scorso un 23enne senegalese era stato arrestato per tentato omicidio dopo essersi accanito contro un 20enne albanese nella zona tra via 21 Aprile e piazza Aldomoro. Conegliano, che poi insomma è il secondo comune della provincia, sicuramente presenta tutte quelle sono le criticità di un centro urbano di una certa grandezza. C'è anche una concentrazione, questi sono anche cittadini diciamo così stranieri, ma nel senso che probabilmente si tratta anche di bande di persone che non sono completamente integrate.
È un territorio presidiato, il che purtroppo, ecco, anche la repentinità e anche il luogo assolutamente all'aperto, in un pomeriggio tranquillo, insomma, ecco, purtroppo nulla faceva presagire un fatto di questo genere. E 48 ore prima circa di quanto accaduto a Conegliano, a Verona, altro episodio di violenza, rissa in Piazza delle Erbe, le parole del sindaco Sboarina, oggi ospite della nostra edizione straordinaria. In queste ore un incontro proprio tra il primo cittadino e i commercianti. Quello è un episodio generato da una singola persona, ma non dovrà mai più accadere. Non dovrà mai più accadere, perché qui il tema è che con tanta difficoltà i nostri bar, i nostri ristoranti, le nostre piazze si stanno riempiendo, perché è vero che c'era tanta gente. Io quello che sto cercando di controllare è che tutti abbiano il dispositivo, la mascherina, ma insomma la gente c'è in giro ed è anche giusto che si riappropri delle nostre piazze per far tornare i turisti. Insomma, dobbiamo trovare quel giusto equilibrio tra garantire la salute di ognuno con tutto quello che sappiamo che sono i comportamenti che dobbiamo tenere e dare la possibilità anche alle attività di ripartire. È chiaro che quell'episodio è in controtendenza, ma io l'ho già rubricato come un episodio inaccettabile, unico, che non si dovrà più ripetere, e su questo adesso valuteremo insieme proprio con gli esercenti quali sono i provvedimenti migliori. Sentendo quello che loro hanno da dirmi, decideremo insieme, o meglio, io deciderò i provvedimenti da prendere, ma voglio decidere con loro anche quali sono i comportamenti, diciamo che anche loro in modo responsabile, perché i primi che vogliono continuare a rimanere aperti, che vogliono lavorare in tranquillità, senza casini, senza immagini come quelle che avete visto, con una clientela che va lì semplicemente per stare insieme, per bersi un aperitivo, per mangiarsi una pizza, senza creare problemi, sono i primi che hanno tutto l'interesse che queste cose non succedano più. Tragedia a Venezia, una donna è stata trovata morta in casa, probabilmente schiacciata da un letto. Le indagini affidate ai carabinieri. È stata la figlia a trovare il corpo senza vita della mamma 55enne, quando domenica sera è entrata nella sua abitazione in Sestiere d'Orsoduro a Venezia. Le prime indagini dei carabinieri, giunti poco dopo sul posto, fanno ipotizzare che si sia trattato di un incidente domestico. La donna infatti era riversa a terra e secondo una prima ricostruzione sembra che sia stata schiacciata dal letto contenitore. La dinamica però è ancora in fase di accertamento da parte dei militari del nucleo natanti e della Compagnia di Venezia, che hanno eseguito un sopralluogo accurato dopo l'intervento del SU M118. Si attende l'esito dell'autopsia per accertare le cause del decesso ed escludere altre ipotesi che non siano l'incidente domestico. Un'altra giornata da dimenticare in A4, nuovo schianto tra tir nel tratto maledetto e nuova chiusura. A distanza di poche ore il terzo incidente tra mezzi pesanti in autostrada è successo verso le 15:20 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Porto Gruaro in direzione Trieste. 2 i tir coinvolti, uno di questi non avrebbe visto che la bisarca che lo precedeva era praticamente ferma andando addosso al mezzo. L'autostrada è stata chiusa a San Stino di Livenza con le inevitabili code sia in A4 che sulla statale 14. Chiuso anche lo svincolo di entrata a San Stino in direzione Trieste. Questa notte si era verificato un altro incidente nello stesso tratto con il ribaltamento di un tir che portava frutta e verdura. In mattinata invece il secondo incidente in direzione Venezia. Da inizio anno sono 12 le chiusure della A4 nel tratto che attraversa il Veneto orientale. Come detto in apertura, tengono banco le parole pronunciate dal rapper Fedez durante il concerto del 1° maggio, dove ha attaccato il senatore leghista Andrea Ostellari. Il tema del contendere, come detto, il DDL Zan contro l'omofobia. La legge Zan deve essere approvata. È una cosa incredibile che l'Italia a livello europeo sia ancora così indietro su cose che la società civile, i giovani, le persone che vivono la loro sessualità in maniera abbastanza serena siano bloccati da un Parlamento e dai giochi parlamentari su questo. Poi Fedez fa il suo lavoro. Il diritto di esprimersi sia qualcosa di insindacabile e quello che ha fatto Fedez in realtà non è stato un esprimere una sua opinione, ma rendere pubblici e noti cose che persone hanno detto in pubblico e insomma apertamente a tutti. Il fatto che ci sia un artista, una persona che ha voce in capitolo, che si esprima per tutti, ha fatto bene secondo me.
Nel 2021, a parte insomma, queste cose, dovremmo già avere approvato certe leggi che sono ancora nel calderone. Assolutamente giusto sensibilizzare e sempre viva la libertà di stampa e di espressione. Il messaggio non era contro la Lega in sé, ma contro proprio il blocco che si era fatto per il DDL alla fine, quindi era una difesa pro le persone, pro tutti quanti e non una difesa di un partito politico piuttosto che un altro. L'uomo che pensa è pericoloso. Al Palazzetto dello Sport di Schio l'addio a Nadia De Munari, la missionaria laica uccisa lo scorso 24 aprile in Perù. La tristezza del nostro saluto a Nadia è contrastata dalla forza di ritrovarci insieme come fratelli e sorelle. Così il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziola ha iniziato la cerimonia funebre per Nadia De Munari, la suora laica barbaramente uccisa a Chimbote in Perù. Per ospitare il maggior numero di persone rispettando le norme anti-Covid, il funerale è stato organizzato al Palasport. L'omelia invece è stata proferita dal vescovo di Huari, Giorgio Barbetta, che aveva accompagnato Nadia nel suo ultimo impegno, organizzare asili nido gratuiti per centinaia di bambini soli, un angolo di paradiso nell'inferno della baraccopoli peruviana. È successa una cosa più grande di noi, nel male e nel bene. La commozione è densa, palpabile. Oggi Schio si è davvero fermata per accogliere Nadia, a partire dal mattino, con la camera ardente allestita in Duomo. Sì, abbiamo decretato 3 giorni di lutto cittadino e abbiamo chiesto alla Regione e allo Stato di essere vicino a noi e ci è stato concesso. Come amministrazione comunale abbiamo portato oggi in giunta un documento per il quale sosterremo i costi di rientro di Nadia dal Perù. Vogliamo dare un messaggio, cioè tutto ciò che viene raccolto non deve essere speso per i costi vivi di questo funerale, ma deve essere devoluti a proseguire la missione che Nadia stessa stava portando avanti. In questi giorni abbiamo davvero sentito tutti quanti una grande partecipazione, come se fossimo tutti, pur essendo anime diverse, una grande famiglia. Non solo i volontari dell'operazione Mato Grosso, ma anche tanti missionari, la Chiesa Vicentina, la Chiesa mondiale, vorrei dire, ecco, si sono fatti presenti, compreso Papa Francesco con un messaggio alla famiglia. Faccio anch'io il gesto che faceva Nadia con i bambini quando salutava Dio perché era finito il momento della preghiera. Il gesto era questo. E Bassano piange Matteo, oggi i funerali dello studente 18enne morto lunedì scorso durante una lezione in didattica a distanza. Il campo di atletica di Santa Croce ha contenuto a stento la folla di persone che ha voluto dire addio a Matteo Cecconi, il 18enne studente di Litis Fermi, morto la mattina di lunedì scorso mentre seguiva le lezioni in didattica a distanza. Una cerimonia toccante celebrata da Don Stefano della parrocchia di Santa Croce, che ha aperto l'omelia con i Vangeli di Pasqua e un commosso "Quanto ci manchi Matteo". Poi un segnale di vicinanza alla famiglia che, per stessa ammissione di Don Stefano, avrebbe potuto scegliere la via più facile per spiegare questa tragedia e invece ha costretto tutti a cercare la verità. Una risposta che ancora nessuno ha saputo dare a un gesto che, anche quando sarà chiarito, lascerà comunque un vuoto di significato. Antonella, la mamma, ha voluto salutare il suo Matteo con una lettera bagnata dalle lacrime di chi, come genitore, mai e poi mai avrebbe voluto sopravvivere al proprio figlio. Parole che hanno raccontato della grande curiosità di Matteo, del suo spirito critico, della sua passione per la filosofia e per i grandi scrittori come Kafka, Montale e Hemingway. E poi le tante testimonianze di amici, di compagni di scuola e boy scout, tutti con la voce rotta dal pianto e con lo sguardo al cielo, in cerca di una risposta, di un senso a tutto ciò che è successo. Siamo entrati nella villetta di Freddy Sorgato, dove nel gennaio 2016 venne uccisa Isabella Noventa. Il fratello della donna vi è tornato per la prima volta dopo il dissequestro dell'immobile, che ora spera di vendere per mettere la parola fine a questa vicenda che ha ancora molti lati oscuri.
Avvolta dalla sterpaglia in un tempo che sembra congelato, ecco la villetta di via Sabbioni a Noventa Padovana, la casa di Freddy Sorgato dove venne uccisa e fatta sparire Isabella Noventa. Dopo oltre 5 anni l'immobile è stato dissequestrato e il fratello della donna è entrato per la prima volta in questa casa divenuta di sua proprietà come risarcimento. Sembra di rivivere tutta quell'angoscia di 5 anni fa. Entrare in questa casa per me è stato un colpo forte al cuore, perché ho rivissuto quel momento che sono venuto a chiedere informazioni a Freddy. Paolo è tornato qui, l'ultima volta vi entrò il 16 gennaio 2016 per chiedere a Freddy notizie di Isabella che quella notte non era rientrata. Questa porta qua era chiusa, sono entrato da qui e mi ha fatto accomodare qua, perché è l'unico posto dove non volti le spalle alla persona che ti ospita, ma alle spalle hai l'ingresso. Deborah gli è piombata da dietro. E poi il racconto della Cacco, che quando sono tornati indietro dopo il depistaggio, che Deborah gli ha detto di pulire, che lei ha detto mi sembrava di pulire sul pulito, questo è l'angolo che gli hanno chiesto di pulire. Per cui mia sorella era seduta qua dove mi sono seduto io e Deborah gli è piombata da dietro. In questa cucina, con farmaci e alimenti che fotografano il giorno prima dell'arresto del camionista ballerino, Isabella venne colpita a morte. La verità processuale dirà che a infierire i colpi con una mazzetta fu Deborah Sorgato, la sorella di Freddy, che poi mise ad Isabella in testa una busta di plastica. I 2 fratelli sono stati condannati a 30 anni di carcere. L'unica testimonianza è quella della terza complice, Manuela Cacco, la tabaccaia ex amante, condannata a 16 anni di carcere. Io sentivo qualcosa che non quadrava. Effettivamente c'era la Cacco su per le scale che ascoltava tutto quello che dicevamo. Le scale che portano al primo piano, alla camera di Freddy. Il camionista, dopo l'arresto nel febbraio 2016, disse che Isabella era morta durante un gioco erotico finito male, una bugia a cui la famiglia della donna non ha mai creduto. Mi sono reso conto che i 2 fratelli sono 2 sociopatici, non provano emozioni, perché non puoi avere la fotografia della persona che hai ucciso, che ti guarda con quegli occhi e non provare emozione. Io l'avrei... credo che qualsiasi persona la tolga, per cui... Nelle stanze disordinate, tra vecchi CD di salsa, biciclette e panni ancora stesi, colpisce come un pugno una foto con un primo piano di Isabella, i suoi occhi che ti fissano quasi a chiedere verità, una verità che il fratello spera ancora di trovare. Dov'è mia sorella? Non credo sia qui, però... Che ne so, qualche indizio che magari hanno tralasciato che mi porti al ritrovamento del corpo per me sarebbe la cosa importante. Navi anche sopra le 40.000 tonnellate lungo il canale della Giudecca. I lavoratori della crocieristica veneziana chiedono di tornare subito al lavoro. Siamo i mutanti! Siamo i mutanti! Siamo i mutanti! Siamo i mutanti! Biancheria intima sventolata per aria in Campo Santo Stefano prima e in Campo San Maurizio poi per denunciare il tracollo di un comparto senza occupazione da più di un anno. È la protesta di chi a Venezia lavora nella crocieristica e di ciò che ci gravita attorno. Ormeggiatori, piloti, guardie giurate, hostess, portabagagli, circa 1.700 lavoratori diretti dicono più altri 4.255 dell'indotto. Il Comitato Venezia Lavora, presieduto da Vladimiro Tommasini, ne raccoglie quasi 600. La maggior parte non hanno ammortizzatori sociali perché sono stagionali e soprattutto neanche il reddito di cittadinanza avendo un ISEE troppo alto nel 2019. I manifestanti rappresentano realtà diverse che per poter rimanere in piedi hanno bisogno di un flusso turistico sostenuto. Andrea Perotta ad esempio gestisce una vetreria a Murano. La nostra realtà praticamente ha quasi 50 dipendenti e siamo ad altissimo rischio anche di chiusura dei forni, che questa è la cosa ancora più triste. Io ho una tabaccheria all'interno del porto, proprio nelle banchine della crocieristica. Da quanto tempo è chiusa? Sono chiusa dall'acqua alta del 12 novembre 2019. Io ho una ditta che fornisce tutte le risorse umane che servono a gestire gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri, dei crocieristi in porto. Io non voglio la carità, voglio lavorare. Tra le richieste, assicurare la ripresa della crocieristica a Venezia garantendo passaggi contingentati attraverso il canale della Giudecca anche alle navi di media misura, superiori quindi alle 40.000 tonnellate. Le uniche, affermano i manifestanti, che saranno attive nei prossimi
ultimi 2 anni. Non è possibile che il governo dopo 9 anni partorisca un topolino, non può dire facciamo l'ennesimo bando di gara e sentendo la commissaria Zincone vuol dire perdere altri anni prima di risolvere il problema. Oggi ad Alonte è stato fatto brillare l'ordigno, protagonista del Bomba Day di Vicenza di ieri. 3, 2, 1, fuoco! Un lampo di luce, la terra che si gonfia come una bolla che poi scoppia, una nuvola di fuoco e poi il fumo dal cratere. Finisce così il Bomba Day, con un'esplosione calcolata, prevista, organizzata. Siamo ad Alonte, nella cava scelta per concludere l'ultima fase dell'operazione, iniziata ieri con l'evacuazione di 3.000 vicentini dal centro storico. Un esodo terminato alle 4 di ieri pomeriggio, quando l'ordigno inglese della Seconda Guerra Mondiale è stato disattivato dai militari dell'esercito italiano in forza all'8° reggimento Genio Guastatori Folgore. Da Campo Marzo, a 150 metri di distanza, gli artificieri hanno comandato da remoto 2 robot in un'operazione chirurgica. Dopo aver tagliato con un bisturi d'acqua ad altissima pressione la bomba, hanno sfilato la spoletta. Una camicia di sicurezza blindava l'ordigno e questo ha permesso di ridurre a soli 450 metri il raggio di evacuazione che altrimenti sarebbe stato molto più ampio e avrebbe coinvolto molti più cittadini. Insomma, un'operazione di altissimo livello, unica in Italia. Il colonnello dei guastatori dei paracadutisti ha spiegato che la tecnica è stata utilizzata per la prima volta, quindi con questo fascio d'acqua che ha tagliato di fatto la bomba, mettendola poi in sicurezza con l'estrazione appunto della spoletta e con il brillamento anche della stessa spoletta in loco che è stata fatta esplodere e poi la bomba trasportata su un camion e spedita nella cava di Alonte dove è stata fatta brillare. Il Bomba Day ha coinvolto 500 tra operatori e volontari e 25 enti. Il comune ha curato in particolare l'informazione ai cittadini da evacuare, il controllo dei varchi, la gestione dei centri di accoglienza, sostenendo una spesa che ammonta a circa 50.000 euro. Questo Bomba Day rimarrà nella storia in particolare per un motivo: 3 sole settimane per organizzare tutto nei minimi dettagli. Un grandissimo risultato anche figlio di innovazione, tantissime soluzioni tecnologiche e organizzative innovative. Un grande risultato e un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile. Oggi dunque in una cava di Alonte l'operazione si è conclusa. La bomba è stata riposta in una buca profonda 5 metri e coperta di altri 4 metri di terra. A mezzogiorno in punto l'ordigno è stato fatto brillare. 3, 2, 1, fuoco! Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21:15 in prima serata con Ring, titolo della puntata Fedez, Speranza e Carità. Ospiti in apertura il presidente dell'Imoco Volley, campione d'Europa Piero Garbellotto, e poi Roberto Mercato della Lega, il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia e ancora Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale di Treviso, e il consigliere del Partito Democratico Stefano Pelloni. È davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata. Benvenuti al Meteo. Prevale l'alta pressione, dunque tempo buono sul nostro territorio e temperature nella norma. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 4 maggio. Sul Veneto giornata tutto sommato tranquilla, la nostra grafica infatti ci mostra un contesto stabile, avremo tanto sole dappertutto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono degli addensamenti sui rilievi, ma in genere senza piogge degne di nota. Venti da sud-est localmente tesi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 6 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, sempre bel tempo soleggiato, un po' più di nubi sui monti dove saranno possibili anche dei veloci acquazzoni. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 18-19 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui ampiamente soleggiato con cielo sereno o al massimo velato.
Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.